E si torna su questi schermi con un nuovo vlog dopo la mia pausa eterna. Mi è mancato fare video in questo periodo. Dimmi, c'è un codino. Codino de Popù. Ehi Pepe. Codino di Pepe a parte. E Pepe, il codino amore. Tra un'oretta circa andrò via con Franz e Pipo. E Pipo perché devo portarlo al controllo dal veterinario, perché io, forse l'avevo detto nei vlog l'anno scorso, già avrei voluto portarlo dopo Panna, solo che dopo l'esperienza di Panna non mi andava di ripassare quelle porte, rifare tutto, no. E quindi è passato del tempo, è passato troppo tempo. In realtà sì, io avevo visto che c'era qualcosa che non andava, però come vi ho detto con Panna, i segnali ci sono, però la nostra vita frenetica, il lavoro, mille impegni, le cose, non ci fai più di tanto a caso, non dai peso ai segnali, no? E vabbè, fatto sta che ho portato Pippo dal veterinario per questo controllo e perché? Perché un giorno arrivata a casa ho trovato un suo dente per terra, un canino. E lì campanello d'allarme perché i denti, cioè, non li perdi così a caso. E effettivamente poi è venuto fuori che aveva una grave infezione in bocca, grave, insomma, non gravissima, ma era abbastanza avanzata. E lui comunque ha sempre mangiato, cioè non ha mai dato segnali di avere difficoltà nel mangiare. Pippo ha sempre mangiato, ma tanto, è bello grasso, ha sempre mangiato tantissimo. E sì, mi sa che comunque ha capito che devo portarlo via oggi, Quindi l'ho portato un giorno, poi l'ho riportato il giorno dopo per fare di nuovo liquidi e l'antibiotico, il solito, il Convenia che dura 2 settimane. So che ha un costo elevato, ma alla fine non hai la preoccupazione di dover dare pastiglie, poi Pipo non è un gatto facile. E la settimana scorsa, allora lunedì scorso, l'avevamo portato in clinica per lasciarlo lì. Il martedì mattina avrebbe dovuto fare l'operazione in bocca, in realtà poi è slittato tutto al pomeriggio. Quindi io quando sono andata a prenderlo la sera non lo sapevo perché via telefono non mi avevano detto che era stato operato nel pomeriggio, tardo pomeriggio no, ma insomma metà pomeriggio. E quindi io la sera ero andata a riprenderlo alle 7:30 e me lo sono ritrovato che era praticamente ancora mezzo rincoglionito. E vabbè, poi alla fine ho detto ho fatto tutta sta strada, me lo porto a casa, però ho fatto la notte in bianco perché bisogna stargli dietro, quando dopo un'operazione bisogna stargli dietro. Stiamo aspettando che arrivi la macchina nuova, dovrebbe arrivare cioè, forse a giorni, ma se non a giorni, entro metà mese dovrebbe arrivare, quindi stiamo aspettando quella per magari andare a farci un giro, perché non ci fidiamo più tanto andare in giro con la Peugeot. In questo mese, cos'altro vi racconto prima di pulire? Che in questo mese mi sono comprata, no, l'orologio sì, ve l'avevo fatto vedere, ok, perché era luglio. Ho comprato che cosa di nuovo? La lavastoviglie, che voi non la vedete da questa schermata, non la vedete. Non ho preso una lavastoviglie normale, ma se mi seguite su Instagram lo sapete, ho preso una lavastoviglie piccolina, tipo di quelle da campeggio, piccola, e la trovo utilissima. Adesso ormai ce l'ho da un mese, più o meno, e la trovo veramente utile quelle volte che arrivo a casa, magari devo fare da mangiare veloce, un piatto di pasta, quindi sporchi una pentola, 2 piatti e via, insomma, e poi magari devo andare via di corsa dopo. E quindi non ho tempo di star là, anche se sono 2 piatti, una pentola, quello e quell'altro. Quando io lavo i piatti, sporco ovunque, cioè tiro schiuma ovunque, allago mezza cucina e quindi ogni volta perdo un casino di tempo, perché poi devo riasciugare tutto, E invece con questa lavastoviglie mi trovo molto bene quando ho fretta, quando ho fretta. Poi la uso anche normalmente, non tutti i giorni, però la uso normalmente, anche, che so, la sera non ho voglia di lavare i piatti, metto tutto là, lava lei e siamo a posto. La trovo molto comoda. Non ho preso una lavastoviglie normale, classica, grande, perché non ci sarebbe neanche il posto adesso.
perché sarebbe da ritogliere il mobile che avevo comprato, quello bianco, dove c'è sopra il microonde, e quindi ho deciso di prendere la lavastoviglie piccolina, che per noi siamo in due va più che bene. No, un attimo. E come altri acquisti, allora l'ombrellone l'avevate visto e vi posso dire che l'ho utilizzato tanto. Io e il mio video di chiacchiere di ritorno su YouTube, per il momento vi salutiamo perché se no 16:39, devo darmi una mossa. Cambio programma, Pippo non lo portiamo dal veterinario perché ha iniziato a vomitare. E l'avevo portato anche per questa cosa, perché lui vomita molto spesso. E niente, adesso finché non si sistema dovrei togliergli anche l'acqua adesso, perché vomitando lui va a bere di continuo e butta su anche l'acqua. Non posso portarlo in macchina perché lui si agita parecchio. Se poi sta anche male col vomito e lo porto in macchina, no, non è il caso. Ma dai, guarda come sei bravo! Pipo! Mimì! Non fare l'arrabbiato, Pipo! Ciao! Sono io! Ciao! Mio Pippi! Oggi, amore mio! Allora, sono arrivata a casa da un po', i gattacci, quei due aspettano del cibo particolare che però io non posso dare niente. Pippo deve vivere praticamente solo di cibo secco e, e non è proprio d'accordissimo perché a lui piacciono i croccantini, va matto per i croccantini, però a lui piace tanto anche l'umido, ma non posso più darglielo perché sennò sta male. E quindi probabilmente c'è qualcosa, ma qualsiasi cibo umido, che gli fa male e vomita. Devo ancora piegare le asciugamani. Ma ho pulito casa intanto. Pepe è svaccato di fuori. Pepe? Lui si gode il caldo perché oggi, cioè adesso si sta molto bene. Ho iniziato già a usare i calzettoni grossi per andare a dormire la sera perché non ce la faccio, ho freddo ai piedi e se ho freddo ai piedi non riesco ad addormentarmi. Quindi mi tocca mettere i calzettoni invernali. È cambiato il clima proprio. Ormai è autunno, si vede dalle montagne, ci sono alcuni alberi che stanno già iniziando a cambiare colore. È andata anche la questione Pippo veterinario. Si è risolta, ha le gengive ancora arrossate, ho guardato ieri sera, solo che riuscire a mettergli il gel per le gengive è alquanto complicato. E i pomodori dell'orto, questi sono i cacao, quelli scuri, e poi di pomodori ne ho anche di qua. Andiamo. Ah, che bello che è oggi. Ne ho anche qua in bella mostra e stanno maturando. Beh, questi qua sono già pronti in realtà, questi non dovrebbero diventare rossi, ma non mi ricordo. Questo anche, infatti li sto lasciando qua, man mano che maturano poi li mangiamo. Tra i miei acquisti, e questo è un acquisto veramente costoso, ho comprato il MacBook Pro perché con l'iMac, essendo un fisso, diciamo è scomodo, non è che me lo posso portare da una stanza all'altra, portare, che so, se vado su dai miei, portarmi dietro il computer, non posso. E mi risulta scomodo. Cioè è utile per certe cose e mi piace avere quello, però era da tantissimo che desideravo di averlo, il MacBook, quindi il portatile, ce l'ho di là che è in carica, perché dopo volevo portarmelo dietro. Allora, questa è la custodia che ho comprato e mi piace perché all'interno è così e protegge anche bene gli angoli. Problema, io ho comprato anche la cover per il portatile e secondo me con la cover non ci starà qua dentro, ma è tutto da vedere. Comunque ho preso questa, anche la taschina qua con la cerniera e dentro ci ho messo semplicemente il mouse. Ciao! No, c'era lo screensaver, vabbè, niente, dai, è questo, adesso è in carica. È una figata, questo qua è magnetico. Io non lo so, io sono rimasta indietro con queste cose. Questo invece è il nuovo portatile di Franz, un HP.
Alla fine eravamo indecisi su due di quelli esposti lì in negozio. Poi io alla fine gli ho fatto prendere questo qua. Più è un 6 core, quindi diciamo è un medio livello, diciamo. Perché beh, i 2 core ormai cioè, sono proprio da escludere, secondo me, anche solo per la navigazione in internet. E questo ha un 6 core, quindi diciamo che dovrebbe andare abbastanza bene, anche se magari vuole installarsi qualche gioco, dovrebbe funzionare meglio, insomma. Era 499 euro, quindi decisamente meno costoso del mio, però a lui serve solo per navigare, per giocare, insomma, per cose semplici, cioè non aveva grosse richieste, ecco, per il computer. E quello vecchio è qui, questo lo darà ai suoi, che per navigare va ancora più o meno abbastanza bene, ma si blocca, le finestre si aprono molto lentamente e è praticamente vuoto questo computer, È arrivato il corriere. Questa è la cover del... Ah, posso lasciare un attimo aperto così passa aria? Questa è la cover del MacBook. Adesso voglio guardare insieme a voi la cover. Insieme alla cover c'è anche il copritastiera, cioè adesso vi faccio vedere se riesco ad aprire in qualche modo. La cover è così, si vede che è glitterata. Sì, c'ha tutti i brillantini, l'ho presa trasparente normale con i brillantini. E incluso c'è anche il copritastiera, perché ho visto che i tasti si macchiano molto facilmente. Magari io ho la pelle abbastanza grassa delle mani, cioè dipende, ma tendo a sudare. Adesso col freddo cambierà la cosa, comunque io tendo a sudare e ho visto che rimangono le impronte, quindi ho preso questa cover che includeva anche il copritastiera. Questa è la parte sotto, questa è la parte sopra.